delusioni, derisioni, umiliazioni, violenza psicologica, relazioni per puro interesse da parte del genere umano maschile, tradimenti. Si tramutavano nella mia vita in senso di solitudine, ansia, paranoie, poca autostima di me stessa, crisi di pianto, sommate a tutti gli altri problemi che dovevo e devo combattere ogni giorno nella mia indipendenza. Ho buttato l'orgoglio per loro, per amore, un amore malato. Ho dato in elemosina la mia dignità. Ho donato il mio cuore ricevendo indifferenza e tutto ciò che non si può definire amore. La mia delusione, tristezza e sofferenza si sono trasformate in odio e voglia di una vendetta sghignazzante, non rendendomi conto che in tutti questi anni ho avuto tra le mani una delle più grandi e più potenti armi che esistano al giorno d'oggi, i video. Ho deciso quindi di iniziare a raccontare a tutte le persone che mi seguono i miei bracci destri, ossia la mia forza ed il mio sostegno. Ho deciso di raccontare ogni storia tenendo i carnefici nell'anonimo. Solo chi avrà la coda di paglia saprà. Vendicarsi di un nemico è ricominciare un'altra vita. I giorni in cui dimentico sono finiti. Stanno per cominciare i giorni in cui ricordo. Ma la vendetta non è mai una strada dritta, è una foresta. E in una foresta è facile smarrirsi. Non sai dove sei, né sai da dove sei partito. Buonasera, gentili spettatori. Allora, come una chiacchierata tra amiche, tra amici, io ora aprirò il mio prosecco vino spumante extra dry, no, non è prosecco, regalato dalle mie amiche, non vi dico chi, comunque loro mi guardano, vabbè, amo. Se riesco ad aprirlo magari sarebbe anche una bella roba. Questo video sarà molto lungo perché mi gusta e sì che ho fatto l'alberghiera, zio, che non dovrei vergognarmi. Allora, siamo qui stasera riuniti per parlare, per sparlare, per rendermi giustizia, no, da sola. Allegria! A vostra, aspetta. Stasera mi embriago. Stasera siamo qui riuniti per parlare di una persona che mi ha fatto girare letteralmente i coglioni dopo alcune sue risposte. Aspetta, un screen a portata di mano. Non farò nomi, non dirò luoghi, resterà totalmente ogni cosa anonimo, ed è stato grazie a questa persona che mi ha proprio fatta arrivare al culmine, al culmine della rottura di coglioni. Ho detto: Cristina, non ce la faccio più, devo vendicarmi in qualche maniera di queste persone che mi hanno trattata male. Quindi, visto la potenza dei video di internet e del web, chi cazzo se ne incula? Visto che questa persona aveva anche paura, me lo diceva scherzando, che i suoi messaggi potevano finire in un mio video, non ti preoccupare tesoro, i tuoi messaggi finiranno in un video migliore. Tutto iniziò con una serata in discoteca. Lui mi vide, io lo vidi e così insomma abbiamo attaccato bottone, per modo di dire. No, non avevo attaccato bottone, però mi ha riconosciuta. Lui mi seguiva già, mi conosceva già, io non ho mai visto questo, boh, però fisicamente non mi piaceva. Lui non mi piace, però a me piacciono quelle persone
che ci sta, nel senso che sono sgaie, che sono divertenti, che fanno battute, e questa persona faceva battute, cioè ci stava, chiamiamolo pasticcio, ok, pasticcio, no, non c'è pasticcio, sto persona imbriaca, aspetta, non so se mi ubriaco posso dire anche cose che non vanno bene, però, allora, sto pasticcio poi aveva tentato di ricontinuare il discorso in discoteca lì, però lui doveva lavorare, attenzione, indizio, e quindi poi a me non interessava, ho detto che cazzo vuoi che ci provi questo con me, cioè è impossibile, vabbè, della serie ormai è una gioia, ma vabbè. Il giorno dopo mi scrive su Instagram, ho detto cazzo, cosa vuole questo da me? E mi aveva attaccato bottone scherzando, tra una cosa e l'altra ci siamo un po' scritti, gli ho lasciato il mio numero, stai zitto, gli ho lasciato il mio numero e ci siamo sentiti su WhatsApp. In poche parole, magari non so se mettervi qualche screen, io spero mi crediate in parola, che io con questa persona hai rotto la minchia, ok? Mi ci dovevo vedere e parlava di cose molto romantiche, del tipo ti porto al mare, cosa ti può rendere felice, cioè ci stava molto, cioè che carino, ma caro, una merda. Dopodiché io un venerdì, che io il venerdì non esco mai perché la mattina vado a lavoro, mi sveglio alle 6, dopo una giornata di lavoro, manco per il cazzo che vengo fuori a far festa, solo per occasioni particolari e rare, sono andata apposta per poterlo vedere, nonostante io sapessi che doveva lavorare lui, e quindi sapevo che magari non mi cagava, però quando finiva di lavorare ci vedevamo, no? No, dopo tutta la fatica che ho fatto sono stata nel bancone di questa discoteca per tutta la sera aspettando che lui arrivasse, mi dica ciao, sei qui da sola, ma come stai, ma dammi un bacino, un cazzo, anzi c'è stato un anzianotto lì che finché mi dava i cocktail, marpionissimo, mi ha attaccato bottone, non la finiva più, mi ha chiesto di parenti, famiglia, amorosi, cose, dopodiché sto vecchiotto si è avvicinato, mi ha toccato le gambe e mi ha detto ma tu le porti le mutandine? E io gli ho detto letteralmente questo, sì, e anche De Fero. Se n'è andato, più visto il vecchiotto. Erano le 4:30, fermo Pasticcio, gli dico Pasticcio ascolta, sono venuta qui, ci vediamo, quando finisci di lavorare che ci vediamo dopo. Che ore sono? Le 4:30, no, devo scappare a casa. Come? Cioè io vengo apposta per vederti, per star con te e tu mi dici che devi andare a casa? Scherziamo. Dopo ho detto va bene, ma molto bene. Io ubriaca come una merda, ritorno, aspetto che mi passi la balla, poi ritorno a casa. Vabbè, io provai a chiamarlo, tanto ho detto la dignità non ne ho più, provo a chiamarlo, passano un po' di giorni, lo chiamo verso l'1, le 2, e tutta contenta, come stai? Ma non è che ci vediamo? No, perché devo lavorare, io lavoro, non c'ho il tempo, magari a settembre inoltrato. Ok, settembre inoltrato. Siamo adesso a settembre inoltrato, io aspetto che lui mi scriva, e non mi scrive, e non mi scrive, e non mi scrive. Ad un certo punto sono le bollicine dello spumante. Mi sono rotta il cazzo e gli scrivo io e gli dico senti pasticcio, anzi vi leggo gli screen, e siccome anche lui è un fanatico, seguendo anche me, del trash, gli mando una bellissima gif di Richard Benson in cui dice che si deve fare per campà, che si deve fare per campà, e non mi caga. Poi gli dico tutto bene? E mi fa sì grazie, tu? E dico tutto bene, dai, bene. Cioè uno che ti risponde bene, io gli rispondo ma non benissimo. Cioè perché bene? Perché chiudi il discorso?
Dimmelo, vuoi vedermi, non vuoi vedermi, non vuoi che ti blocchi, ci blocchiamo, basta, finita, ma parla esplicitamente. Sti uomini non hanno i coglioni. E io allora gli chiedo, ci vediamo per bere una cosa insieme, un prosecco, un caffè, un Takiflu? No, non è possibile. Allora, io quando ero, magari qualche anno fa, mi mettevo a piangere con un messaggio del genere. A sto punto io, cioè, mi veniva da ridere, infatti gli ho riso in faccia. E lui mi fa, perché ridi? Perché ridi? Cioè, ma sei pirla o sei mona, no? Perché c'è differenza tra le due cose, no? Perché al Takiflu non si può rinunciare. E lui, credo proprio di sì, invece. E l'unica cosa che posso fare è ancora ridergli in faccia, perché ad una persona del genere bisogna solo ridergli in faccia. Buona giornata. E io ovviamente gli dico, ma vai mona. Va bene, non so che mona ti vorrà, povera quella mona, sarà proprio mona, sì, perché per andare con uno come te bisogna essere proprio mona, ma mona, beh io mona non lo sono fino ad un certo punto, no? Quindi io dico, ragazzi e ragazze, sto scorreggiando come una maiala. Adesso si aspetta, cazzo, devo andare a cagare. Aspetta, pausa. Allora, io sono ostetica, questi discorsi mi fanno venire la cacca, vado a cagare e dopo torno. Sono ritornata con una cosa che può essere utile a pulire le facce di merda. Detto questo, io sorseggio l'ultimo goccino. Mi accendo l'ultima paglietta, sigaretta, no, paglietta no. E discutiamo insieme un attimo sul ragionamento che può fare questa persona. Allora tu vieni in cerca di me, mi scrivi, attacchi bottone, io vengo apposta in quella cazzo di discoteca per vederti, per farti capire che ci tengo a conoscerti, di uscire e tutto quanto, e tu, dopo tutta questa illusione, cioè piuttosto di illudere le persone, non venite in cerca! Cioè stai, fatti le seghe per i cazzi tuoi e non venire da me, lasciami stare. Scrivete per favore nei commenti perché voi uomini vi fosse stato il primo. Non è il primo, ragazzi e ragazze, non è il primo. E quindi o gli uomini non hanno i coglioni. Ho fatto da detective, noi donne abbiamo questa dote molto potente di stalker detective, e quindi mi sono anche informata un po' in giro, no? Chi è, come lui mi conosceva già, lui mi conosceva già dai miei video, io non sapevo una stramega cazzarola di lui, e quindi avevo anche il diritto di sapere un attimo, visto che lui non mi raccontava poco niente di lui, non ci siamo ancora visti. Da soli intendo, in privato, visti, parlato, fatto una conversazione umana, nativa, ci può dire? No? Ragionevole? Bah, normale? No, non esiste il normale è relativo. Io vorrei capire perché. Thomas, lo so che mi spaccherai i coglioni vedendomi fumare, ma ascoltami, quando che bevo, cioè, immagine copertina, aspetta. Che poi io gli avevo fatto anche intuire per messaggio che io non sono quella dei video, nel senso che noi personaggi del web esageriamo nei video, facciamo apposta molte cose per creare hype, per creare la gente che parla di noi, per creare condivisioni, per tutte queste robe qua. E nella realtà, cioè, bisogna fare la differenza tra persona e personaggio, no? Come avevo spiegato anche in altri video, per quello ve ne ho parlato negli altri video. Ecco, io gli ho mandato la mia bellissima foto del tatuaggio, Mona, chi legge, e lui mi dice, sei piena di questi stupendi tatuaggi in tutto il corpo, verrebbe da dire sei tutta da scoprire per essere letta, ma poi finirei con lo screen in mentire di fronte alle spunte blu di WhatsApp, che poi ho tolto le spunte blu e anche lui, e poi mi manda pure i bacini, baciami il culo, guardalo, baciamelo, lo vedi? Baciamelo. Oh, madonna, il prosecco qua. Oh.
Detto questo, ragazzi, qui finisce la prima puntata di Sputtanation. Vi aspetto nella prossima puntata per un altro sputtanamento di un'altra persona molto raccomandata. Porco zio! Buon proseguimento nel mio canale, iscrivetevi, mettete like e soprattutto ditemi nei commenti, donne, se avete mai... Ah, l'unghiatto mare, se avete mai conosciuto personaggi del genere.